mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando ma anche se sotto canterina o... non comprendi. L'Angeli, su caffè è pronto. Grazie. No. Dammi una cosa, ma... Antonio Furriano, fila tua riserva? Lo fiamma con regali di merda. No. Tu via sta appena andando a croccare, Poi. A me mi pare che questa picciocchetta sia furriendi. Non vai detto troppo a triganio, ma tu non ti pare, no? Ma te c'ha piccina, era già uscisi in su università. E lezioni in università di taccata, te sono decidi a suono. Si mi dica niente cosa me ne fai. E poi, c'ho li d'ora di de Castello. Ma tu andiamo a Sicilia e sbrani su queste università. Io non ti scio, no, ma a me non mi pare normale che pensa a lezioni e tante storie da andare a si croccare. Tu io ora croccare. Ma sa gente con sora è bella che è uscita. E poi a mangiare non si deve essere stato sul letto, Lei è un vecchio, sei già in cantieri che andare per te operaio. Certo, tu sei sempre il suo primo. Ma tu non sei impresario, no? E intanto, su voi devi essere in cantieri, di che si mangia prima di esatto pure. Voi te cadeo, non mi sono mai scaresciuto quando abbiamo su muratori. Su principali. Devi donare esempio quando hai il rispetto dei operai. E che no, ognuno può dire, ma chi non si interessa su me deve si interessa. E poi te mi deve interessare a te. E in Sara, nessuno fa per su dovere su. Adesso. Però, Deo non credo che Gianni Agnelli sia dognato in sa fabbrica prima del suo operaio. E volta ci appiccica Gianni Agnelli, ma di vale che si imprese certa cosa mia si era come sa via. Ma non rende sa picciocchetta, ma c'è studenti con profetto, vero? Certo che studenti con profetto. Ma di cresi, che in villa nostra si accommetti sa villa di Maria Vestillani. Che a 2 anni su università ancora non dava la zuppa. Poi, se stai sfido dei disastro, e poi, fino a 200 anni, e dai che ha fatto? Ma non sono molto c'ha piccicata. Cosa sa gruppo è sta tua? La dolia sta marolla ingegneri. E invece si scuretta che hanno a comprendere che questa non fiassa roga giusta volissa, sanno fatto se è scritto in architettura. E oggi sono ingegneri, è vero, ma mi andava a vedere quello che diventa l'architetto. Ma in un pure, tu hai già un anno, ma mi pare che esami non da donare tutto, Questo non dipende da essa, Angelino, ci deve spiegare a tu e voi. Fonti professori si decide che tanto si deve donare gli esami. Se modo ognuno decide con tu su. Ci deve essere una razza così. Basta adesso come ti narra tu, ma io che sono manco issa mi onga questa soddisfazione di tenere in fila la beata. Già che invece dei sovrati non devo pagare zuppa, sa? E quando mai sono dei pipicchiare questa campana? Certo. Ma voi a tu ti pare normale che questo picciochetto non tieni gana di fare, Pensa alla scelta accessibili e a furriai si incrasa e mangiare, Ma è solo un picciochetto. Era più fare, un picciochetto. Ma devo essere da disdua, dei cantè che andiamo a traballare con babbo mio, picciochetto. Angelino, vi ha dato lo tempo, su. E mo, grazie a Dio, ci non si è cosa scondizione. E questo già è vero. E infatti Deo vorremmo di essere studiato ingegneri. Ascolta, ma tu sei proprio fissato, ascolta, vieni. Deo, tengo un'impresa, traballo in edilizia, mi pare sì una cosa normale che avevo i figli più ingegneri, se no? Su Vicciocchetto già di provare a studiare. Ma comprendo che non dovrà scia, dunque se non ti sapolivoni manco un gruci con i gusti, no? Oggi non devo un gruci, però in Sara se volete noi a traballare con mezzi impresa, lo sì. Ma su figlio impresario non si vuole a fare su una norma. Ascolta,
che proprio le si traballi con tui, bonito in uno posto di comando, di responsabilità, assumando capocantieri. Ma come ti vuoi fare su capocantieri che tu su? Che non si conosce un mattone di un blocchetto? Ma poi vai su capocantieri, ci ori uno che conosce sul lavoro meglio su dei operai, su 100 ore di esperienza poi fai un solo, altro che. Ma sta gruppo è sta tua che non ti imparare cosa che ti piace scegliere. Ma e come ti faccio già ad imparare cosa di sul lavoro, mia ora del lavoro, se crocca un sueto, poi te tutto sarà attraverso. E grazie, e tu da sei che tu difendi pure, che vieni da Punao, tu sei stato fine di ecco. Hai Ma te non ha mai cavallo in mano. E sto nuvicciocchetto, e a sedare su, a tenere diritto di si spassia in va. E masco. Ascolta, Deo posso comprendere che tenga il diritto di si spaziare un vago, ma di si spaziare un vago, a pensare scelta si spaziai, mi pare diversa sta cosa, Papà, mo io sono andata a cercare subito un zoo. Ok, va. Rosa presto, già che sei in vita, a prendere dormo fuori. E oggi pure a domo, quando andare sul comune a fare scambio. E tolle saprà. Questo è un altro rumore. Ma tanti scio, ascolta, decidi tu, tanti a me ne andava in tutto, c'è uscire, no? Ma Angelino, non è una cosa che si desidera. Tanti che vogliono dire una cosa, mi raccano poi dunque. Tu non è una cosa che ti giri da quarzo d'occa. No, pensare sa, ci si da poter già, tocca da. uno bello gratto del minestrone fa solo e mazzamuro, Tocca, c'è da si ciccare sta cosa. Questo è francio o gentivola. visto? E poi ti appiccicata che è in brancio con gentivola. Ciesti. Grazie a Dio su nostro su non si su questa condizione, no. Che a me mi piace questo. Ah, no. E che tu venite a uscire vicina, sa che dopo faccio un mazzamuro e faccio. Quindi attenti, te critica, che non ti attento come ti si deve, tocca. Ascolta, ma che se ho Deo che tollo, no. Non so povero sei. No, che non sei un popolo. Non potevo andare a sei ricco, ma insomma, grazie a Dio su, gestivo bene. Ecco qua. E tu cosa dopo subire come questa gente che stai bene? Altro da fare solo in mazzamuro. Ragazzi, oggi non ti comprendo, no? Tocca, ascolta, la staga mi pare che ando che se non si comune da capo a casero. Tocca. Decidi lui, va prendere, io sono stato negativo. Ciao. Sole mazzamuro, tocca, le semici. Fammi leggi su grandottello. E davvero. La ragazza del Piper accende le notti romane. Cesso. Giseo sa cambia in vita bene. Castiano pago sa con da gruzza che tiene custa. Aggiumai sta panera in forza. Poco se poco non se ne vuole abbonuta tanti. Liz Taylor si sposa per la quinta volta. Sbrigunci. Questa cambia matino come ti chiedessi cambiando si mutanda. Buongiorno mamma, cosa fai? Sto leggendo su grandottello, vediamo. E tu c'hai pensato di te, se non ma come su te. Se pensa a correre di codice adesso. Sì, certo, mamma, ma tra poco devo di nuovo riuscire. E hai pure sull'università? Certo, mamma, dove se no? E comunque, cosa stai leggendo? E su grandottello. Miadi, e questa cantante, taccata nanta. Parti brava. Mamma, si dice parti brava. Va, su riesci. Casti a nostra connetta cruzza che ne costa. Aggiunga noi sta con un foro. Mamma, è la moda. Oggi si usa la minigonna, poi vedi che la usa anche io, scusa. Ma Samantha, villana.
non te sa voglio con i gusta. A tu di decidi, questa tua casa sei una vecchiocchetta seria. Gusta, a me mi va di rinnovare con 3 giotta. Grazie, mammina. Sembra mia. Comunque. Ma come lo devo dire che io voglio essere chiamata con il diminutivo all'americana? Sammy. Ascolta, figlia mia, ti davo già in auca, non fatti. A primo nonno tu, non rinascerà mai su nome di frati tu, Caduzella Gianni invece che Jonathan. Ma poi tu ci dubbi se questo uomo inizia a rendere di Sammy, già c'era vestire pagato. Sammy, tocca la sasta che venga. Va bene, dai. E parliamo dopo, io adesso vado, altrimenti Antonello si arrabbia. Chini? Volevo dire Antonelli, mamma, il professore di storia dell'arte, sai, ci tiene molto alla puntualità, quindi meglio che vada. Tocca, non treghi. Ciao mamma. Samantha. Dimmi. Non così deve Va bene. Ciao mamma, sono in ritardo. Buona giornata. Vai. Esce in tutti i negozi di dischi l'ultimo di Lady Be. L'ultimo album dei Beatles. Papà. E c'è varia appunti cosa questo Beatles. Per me va a soffrire di suo momento, su mese che entreranno a usare Ramona per un nessuno, sono e quest'ora. Subito! Ecco mamma, Buongiorno gomma. Buongiorno. Ehi tanno. Gomma, e acqua a me e piscivata. Mi metti a Senza, va bene. No. Quando mai? Arredamento nuovo. E te pago? Si dire caccia su di noi. Come? E mica da più. Dobbiamo precontare una cosa. Vedi. Su caffè de grade si riscusi? No, se no, se stiamo a pressione, non da una mamma. Ascolta, ma nessuno di noi che doppierà il bagno. Cosa si... Gomma, paga nuda, A parte subisci tutto. Cadunata Don Mario, a carni passaggi da entrata. A usci più scetti che non credi giovanetto, a cadere 34 anni. E prima adesso noi esistete a Santa Leni e poi a ballare. Però io so che te orta acceso. Sì. Avete in una zorri, chi viene in un più, un'altra pagadia, vivi con i su, da te, sì, avete i bracci di maloretto, ma scetti con santizio, e mattinava se ti luci più. Non ti da tanti santizio, non stava a fare scuola, sì. Non ti da tanti dati subisci, che non è sta rustio. Però mattinavano fuori papà su Gabbero. Accanto qua è male, bacica da la ti piace tu trucci, se li con però fatto spirichito. Però con mai. Altra volta non mi più un E altra cosa succede a vita. Io più tanto di sapere le scuotecate. A cada ti via catte con prasara con un viccio. Ma aici là, a poter con voi. Ah no. A cavviera non dice bene vestito a piloni Sughinata, Marisa, panettata, su zini che catte. Ecco, ma adesso quello dello prendere di carrali. Ecco. Un'altra cosa, Aici, da punteglia là. Va, come ti si vai, certo. Bene, adesso, questa villaturietta con che mare. A capia già i bringia 2 mesi prima di sicurezza. Non è vero,
Ma ti forma un bene. Fiat, tu stabilivo su mese. Ah no. E invece santi indipendenti da Capodanno. Per la panna. E su chi naga tutta la spizza in viaggio di no. Non fontana. A Roma, ti ha portato su papà non uscire. Chiaro. Sì, sì. Non gente si rispendi uguale. No, si gomma. Antipica su traghetto, passaggio a ponte. Ma come fai? No, sì. Tanto papà è pure si puntare già. Antipica un budizzoso di Rosina. Messo in ma fai a cosa? Ma come fai domani? No, sì, ma come fai tu? Antitrummi in stazione, fatta sta cosa. Gendarale, in modo valla, Antonietta non mi male. Cassa vile andare, viaggio di nozze. Chi si dà via Castiana bene, sanno. Forse non si viene che tana mettete in un più di un mese prima di sicoia. Invece deve stare a sfilusa all'enus. E lui no, tanti noi se ne trodiona bene. Santa di tu via dalla bottega, frutta e tua sola. Sempre nane. Dell'ultimo, remandare. E quando sono piato, non fi pure a Giorgio qua. Ma nara, io t'annago. E t'annago. Sempre va, su raggio non fi pronto. E t'anna Antonietta con che mano? Issa, già contenti che Antoninetto su costelli. Tanti domandavo desistentare non traballetto in ufficio. Ma esso non dava più un tempo, e si testa andare. Certo. Costo sicuro che dobbiamo andare a correre con una gonnetta. Scaletta. Non pensa all'altra cosa. No. Costo picciò. Mannaga sempre è vita, casinara. Sta vicino. Cosa mi dai che ti la faccia, ci da pure. Ma contava a dubire il getto e a me ci essero le scene e furrera. A parte che si 4, 5, 6 e non lo ridessi. Gino adesso vuol fare sa che è sempre dove dormi vuol prendere sta posta. Ricongi, tieni proprio il resciò. Che vedi? I sei sempre avanti spicciocche. Ma spicciocche da puro Gino sta andando a vindicare sanno un solo. Giusto con me, tieni proprio il resciò. Castri, certa, spicciocchetta, sambita, tieni, ti vivi, ricotorrai a te. Ma che? Basta la castia come ti si biscuiti. Con gusto amore, te, cunetta, sa castri. Ma in modo è una cosa. Ma babbo se mamma sa non ti vedi, ti potrà sa. Scrivungia. Cesso. A cobra ancinti, la sfiloso da come t'ammare. Come t'ha Antonietta con che male? Lui no. No, discussione punti bella con me. Però il mommy ci dà vasso che non tu la Giovanni che non ha fatto sulla mischino. E poi stava a stare da bottega, ma grazie con me, adios. Attesa nelle sale l'uscita del nuovo film di Franco Gasparri. Che balla, questo non vedo livelli, Ah, che Angelino non ho livelli, ando con Samantha, o mancaia sola. Sta bello che è Franco Gasparri, la valle. Sta bello. Vabbè. Chiara. Buongiorno papà. Buongiorno. Guarda, sta vacillando. Basta. Ho due vestiti. Totus, Angelino già di ora, ma Samantha pure già pensavo andare all'università. All'università? All'università? Poi da costetta non le chiante. Chi te? E non devi andare all'università, lei ti pare. No, tu senza andare su te con gli Anna? No, non mi pare che a questo universitari entrano che da orario su strano, secco. Va? Non mi pare normale. Questo è di puro se ci compri. Questa questione che succede fatta con Angelino, e dai su pure una resa rocchiarossa. Dunque non ha Angelino pure durano. E su che appena vai, su una fustetti pure. Ma il ta fai del male. Scusa.
scusa. E poi cos'altro si tendono le uscire dei orari su delle università? Ha risposto come ti ha risposto senz'altro a Dillino. Non dicevo nulla. E ma mi dice giornali tu. Toccoli, papà. A proposito, Gianni rientra questo. Oh papà, se da fesse una bruta e mille volte. Si ragiona, no Gianni. Mamma. No, se ne fuori ancora, poi. No, ma io ci vuole. Dai, che una cosa vi era stata per uscire, ecco, completo. A me mi pare che foste delle cose nai, no? Delle cose nai. Questo giochetto ci esseri, fuori a Cantoveri, io sarò le grandi, poi ci torna da vestire a Milì, e ci sarà una cosa normale, questo. Ascolti, le foste voi, mo se ci vuole. Questa ragione, Dio ci hai fatta con Angellino. Questa volta è un Angellino. Sì, signor. E poi questo pure come da ponava isso che non foste voi. E sto un viciocchetto. E a sé dare il suo era tenere diritto di si spaziare avanti. Certo, è la ragione. E poi con tutto il diritto, tutto il vero. Ma dove sono dato tempo? Sì. E invece il nostro su chi via Doveri si dà fatto sempre rispettare. Ma poi c'è il diritto. Ma questa cosa non andata tanto bene. Ma il Doveri si scareggia ufficio dentro spai, però. Oh, ascolta. Tocca, dobbiamo leggere sul giornale. Ma non sul giornale. Tocca. Adeo, andando a incluso a 6:30 aposento su che Maria Nicca non può ripetere. Vai, mancare a Ciocchietto. Se mi torniamo. Oh, ciao nonno. Ciao Gianni. Buongiorno. Oh, buonanotte, che devo Oh nonno. Ho capito più. Caso non mi uno è Gianni, ma a me altro non mi ci essi, si deve la silenzia. No, nonno, casti, a questo oramai ci si abituato, E dunque, E dunque, io ti devo rispondere. Buongiorno, buonanotte, fai a su proprio. gli devi dare ragione. E sta mangiando, ci dici buongiorno. Ma lui si fuoriente, poi se ne vede croccare il duca, ci dici buonanotte tu. Oh nonno. Non mi sapoli una cosa, poi ti sei tu stanotte fuori del domo. Io dicevo, di una cosa adesso di più. Immagini. Tutti ci dicono non va bene a mamma. E da adesso. E poi sempre di aici, tanti. A proposito. No. Ma tu ci sei fermo? Tu stanotte? Non mi via, sta che ti ha lasciato. Beh, insomma, dormino proprio, con una bella picciocchetta che a poco si sta ripassata a Roma. E chi sta a Roma si può vedere di nuovo? Oh, ma no. Michela? Vabbè, ma se siete a Michela? Oh Manuela, oh non mi dà ricordo. Comunque, è bene a Castello, a Catana amica, sa. E la Catana amico uno, ma che io sono stato ricordo sulla moneta. Certo. Ci sta in gira. Mica mi posso ricordare i suoi nomi di tutti i stessi si conosce poi, ma a su questo che c'è un pari, corpo e madre deve ricordare, dico. Oh nonno, ma cosa vuoi dire tu, quando vi stavi ciochetto, Che altra su più mio. Come sta pure la mamma tua, la matura. Deve di altro tempo. Tenendo 18 anni si è fatto in guerra. Di se lo rao tenendo 21 anni. Ah, poi con tu, non a tua. Ci siamo con gli ausi, e io sto sempre in pari quando il Signore mi dice a piegare. E tutto questo anno, mai una volta che... Mai, molto a suo rispetto che tenemos sul vostro piazzato, non può resistere. Ma in Sara sa, non è mai accettato, ma dentro una discussione. Non è mai accettato, mai in discussione. Dogna Dio.
Anzi, non tua ti pago spizzetti. Ora attenti sempre a regioni Issa. E più delle volte da tenere tutto. E Zara sa, manca di esserci stato, non sei mai separato. No, mai. Questa con noi, questa cosa non esistia, stavo sul rispetto di votare. A noi si antiparava per il nostro discorso, a noi si arrangiare, a noi si rispettare. Non ci spugliai a Saria, come ti vedo usato. Ma non, pare che andava in carica del quello papà del sonno, E vai mancati a Incido. Ciao nonno. Ciao, buonanotte. 5 anni fa il Cagliari conquistava uno storico scudetto. Intervistato in proposito di dichiara: ricordo che ci chiamavano pastori e banditi, ma da allora il Cagliari è diventato il simbolo e il riscatto di un'intera isola e io sono fiero di questo. Bravo Gigi Riva. E come ti dichistioni su questa Sardegna vale più sapere che c'è 2000 azzardo. Mamma, dove sei? Ehi, ciao Samma, che ti succede? Ciao, non ti avevo mica visto. Che ti succede? No, niente di preoccupante. C'è una bella novità. Ma dov'è mamma? Stai tu per lei, ma dove sta sull'università di questo? Sì, certo, era all'università, ma devo parlare di questa cosa con mamma. Ma mi sa boh, ci sei tu? Sì, sono io. Davvero, ti succede, Villana, cosa ci vorrei? Niente di preoccupante, dai, vieni, siediti che ti racconto. Io mi sono seccata. Che succede, Villana? Allora, stamattina in facoltà è arrivata la notizia ufficiale che tra 2 mesi inizieranno le lezioni nel nuovo Istituto Europeo di Design di Milano. E da oggi sono aperte le iscrizioni. Ma da cos'è questo istituto di disegno? È una scuola per imparare più a disegnare con le matta colorate? La gambita tu sono imparata a mangiare del asilo, Ma no, mamma. L'Istituto Europeo di Design di Milano è una scuola di tipo universitario, moderno, dove si studiano le nuove discipline e l'idea del futuro, nel campo dell'arte e del design. Boh, vi lo anche a casa delle pazienza, ma mamma ancora non la comprende. E te che ho l'ennai, e ti già piacere a questo con le università? Ma è proprio questo il punto, mamma. Questo è un settore davvero affascinante e pieno di prospettive. Boh, Samantha, da ancora non ti comprendo, ma è te che ho l'ennai? Mamma, lo so che prima ho iniziato con ingegneria come voleva papà, ma poi avevo capito che quella non era la mia strada, vero? E allora mi sono iscritta in architettura. Ecco, oggi ho capito che anche quella non era la mia strada. Sfilami, sanno quale è s'arruga giusta voce? Cosa no, papà? Ti capisci dopo che da dove le punto? Mamma, io voglio frequentare l'Istituto Europeo di Design di Milano, ecco. Sapevi, ma a Milano? Certo, mamma, l'istituto sta a Milano. E come ti vedi? Sono ancora andata a venire, sa? Toccherà cercare a domo. No, ascolta, di questo non ti devi neanche preoccupare, perché tanto anche Antonello si trasferisce a Milano e quindi mi può tranquillamente ospitare. Cioè, mi può aiutare a trovare una buona sistemazione, ecco. Ma chi è questo Antonello? Antonelli, mamma, sempre professore di storia dell'arte. Si trasferisce anche lui a Milano, non te l'avevo detto? No, ma come ti vedi? Che devi preparare a tuo sovrangio, sta scena? Mamma, ho 21 anni. Come hanno imparato le altre a cucinare, anche io imparerò a fare qualcosa, no? Così è vero, ma se si... Oh, che bella lavoro con tu, e sembra come esprimo stesso. No, mamma, no, mammina, volevo dire, non è necessario. Tu qui devi badare a papà, a Jonathan e al nonno. E poi mi sembra giusto che io impari ad arrangiarmi. Come si fa? Mammina, tu non ti devi preoccupare di niente. Non vuoi? A me serviranno solo un po' di soldi. Sai, ci sarà da pagare l'affitto, le spese per mangiare, l'iscrizione, i libri.
queste cose. Uso ci duscese e non c'è molto problema. Grazie a Dio ce lo potevo fare. Tu si fai sciri canto di sempre ma tu c'è di donna, dai. Ma dici che papà sarà d'accordo? Candonna, hai certo che essere d'accordo. Ci duscese che adesso che ho liberi laureata. Ma che non si era di ingegneri, come tu li hai visto, era contento su proprio, E poi appena arriva si dona Rams. A sapere che era ad essere contento con me. Non vedo l'ora di partire, mamma. E tu, nonno, cosa mi dici? E tu che dire, no? Hai studiato ingegnere, non ti sei arrugato. Hai studiato architetto, non ti sei arrugato. Non ti hanno spiegato subito, tu sai ruga che vai con lui. O ti forse ti giri in me, ti cresci il figlio dei monchi e te lo che ti vuole dare. Nonno, sembra così che tu mi voglia gridare. Chi di te? No, sappi pian mia. Grazie a te ci devi sviluppare per la mamma. Faccio il te. Ma no, Buongiorno a tutti. Ah, papà, proprio tu. Proprio te, e chi ti piace? No, intendevo dire capiti proprio a proposito. Stavo parlando con mamma di una questione. E tocca bene, Angelino, senza che la tua ti appena una cosa. E dalla vita, no? Ecco, babbo. Stamattina in facoltà è arrivata la notizia ufficiale che tra 2 mesi inizieranno le lezioni nel nuovo Istituto Europeo di Design di Milano ed oggi hanno aperto le iscrizioni. C'è di me. Insomma, andare al sito su che apprezzavo. Ecco, babbo, io voglio frequentare l'Istituto Europeo di Design di Milano. E te che li fai lui? Basta, che volta che è a Milano si sta con un auguro che non vieni da Veni. Ma vedi poi potussero, ma è sull'università. Ma papà, guarda, l'istituto vale quanto e più di un'università e come dicevo già a mamma, è una scuola di tipo moderno, dove si studiano le nuove discipline e le idee del futuro nel campo dell'arte e del design. Ascolta, figlia mia, tu a prima ti devi laureare di ingegnere. Poi a volte passare in architettura e ti dà una lametta da avere pure che diventi architetto. Ma noi minare se cacciò il foliai tutto con questo istituto detta stoccata che tu nato. No, custota di naga no. Tu ti dica se tu sei laurea di architetto, povera ceri, oh maronna, comprare va. Cosa no? Ha fatto questo contro. Ma tu non ascolta sa prima di questionare, Ma te devi ascoltare. Questa questione ti ho fatta tanti cose. Savi ciò che da tempi fai su chi da braci, su chi da possa donare soddisfazione in sa vita. Per seguire sa roba sua. Cassa, vedi, a me mi pare che questa picciocchetta sia corrente, pizza troppo, possibile che questa ruga che era la Madonna, allora, in volta toccare ci avvicina da questo istituto di tecnitura. Tu vieni da Gerucesi, andiamo sempre tra ballanza, e a pago, dai che hanno fatto sui muratori, ci si rende a mi incontrare in presidente. Una cosa scelta, per esempio, di Sigiano, che assumando uno dei figli nostri, pensa di diventare ingegnere. Io faccio il progetto e devo fare su dopo. Cioè non mi pare che sto domandando uno sciuito, No, ma papà, guarda che il tuo desiderio di poter lavorare insieme si potrà comunque realizzare. con me. L'Istituto Europeo di Design di Milano mi darà una specifica formazione nel campo dell'arte, del design, ma soprattutto del moderno arredamento di interni. Insomma, tu costruisci le case, io le arrederò con stile moderno e senso artistico. Una cosa bella. Noi su Goliglia stanno. Veramente, Deo, non è che pensa mai a questa cosa, ma tu sei sicuro di questo? Pensaci bene, papà. Ho anche già in mente il futuro nome della tua, no, anzi, della nostra impresa. L'arte di abitare. Case solide arredate con stile. Che ne pensi? Bel nome? Brava Samantha, sei proprio una picciocchetta intelligente. Pizza troppo. Cosa no, papà? No, grazie. Ci capito un girapo,
Grazie. Chi mi narra che sta Icci? Ma sei sicura dove andare? Sicuro che sarà così, te lo assicuro. Certo, poi capisco che trasferirmi a Milano comporti delle notevoli spese. Ah, no, questo tu non ti curi, se sapete. Tu devi pensare a una cosa certa. Hai studiato. Capo tu sai, tu ci pensavo, no? Grazie a Dio, se ci potevo fare. Va bene, allora hai deciso, io posso iniziare a organizzare il trasferimento e a fare l'iscrizione. Vai. Tocca fare su che c'è da fare, già che decidi di Icci, Vittorio Sarina. Allora dopo fare tutta intro ancora. Ah, là per buscare scendi, e poi dovrei contare appena sei un traga, poi mi sento questa questione. Ma cosa carrozzina che si non ha saputa, di chi chiesti? Una carrozzina. No, non ti saputa, c'è una carrozzina. Allora sabato nostra una carrozzina, ma cittadini, dove? No, mi sembra che ti parli bambino, vedi che c'è una carrozzina, non ti saputa e tongo. Fai dire a me. E vai, Castiano. Ma vorrei contenti essere questa femmina. Una carrozzina, ma ne sei sicuro? E da una che fa mancare citurchinai, lo devi usare. E non ci credi, sa? Sei carrozzina, c'è questo bibbiere. Uno mi chiede, ma tu ti hai applicato? Ma gente, scurete, non ci viene nessuno. Ma questa mamma adesso è andata a pagare anche una commissione, ma tutta di nuovo. Sarà solo più mese sa. Grazie, sì, devi gustare. Angellino, ma così negli ammali, mischina, vai a Castigliano. Sì, aspetta che andava a dire, aspetta che andava a dire. Venga, va bene. Oh, scuretto. Allora te ne vai. Ma lo fai vedere? Che carino. Ma la spinta. Ma come piccolo? Ma secondo te cosa avrà mamma? Trattenni. Tu so 3 mesi, sì. Ma la signorita si doppia capitale. Gli diamo qualcosa da mangiare? Vado a vedere cosa ci frega, va bene? Questo gamberone a colpa di sé. Cosa? E diamogli del latte. Diamogli degli latte. Ma ce la voglio su biberone, non sono di deneuso. Mica se devo usare una cucina. E cosa facciamo? Retta, dico un po' di malattia di zucchero. Non piangi. No, la gattara si è messo il figlio. La mamma ce l'ho dovuta cantare, no? Questa carrozzina ci vede questo biglietto. Un biglietto. E cosa dice papà? Nene, leggi tu e tutto, dopo. Caro Jonathan, sono venuta a Cagliari con il pretesto di trovare la mia amica Giovanna, ma in realtà volevo vedere te per raccontarti finalmente ciò che finora non sono riuscita a farti sapere. Un po' perché non ti sei fatto più trovare e un po' perché mi è sempre mancato il coraggio. E anche stamattina, nonostante abbiamo passato tutta la notte insieme, ti ho lasciato andare via senza trovare il coraggio di rivelarti il mio, anzi il nostro segreto. Così ho pensato che sarebbe stato più facile per me scriverti tutto in questa lettera. Il bambino che lascio davanti alla tua porta è tuo figlio, frutto della nostra passione di 1 anno fa, quando ci siamo conosciuti a Roma. Si chiama Michael. Perdonami, ma io non ce la faccio a occuparmi di lui. Come sai, sono sola al mondo e non ho nessuno che possa aiutarmi. Ora parto in Germania per cercare un lavoro e non posso portare il bambino con me, perciò te lo affido, con la certezza che sarai un buon padre. Abbi cura di te, Michael. Addio, buona fortuna, Michela. Insomma, capitamente sulla Mamma, dove cammino? Vieni, senti, cosa ti intendi? Male ti intendi? Vieni, vai, avanti. Avete dimostrazione. Come ti senti? Come ti intendi? Vieni. Lo fa di un secretario, magari. Guarda, e non ci manca più tu. Sei Michael. Ma il suo biglietto non deve scrivere altra cosa, no? Poi da non fatto che prende No, mamma, non c'è scritto altro. Oh, che questa è una brulla. Ma non può ridessere. Ma per una opinione si mica questo bello spazio, ma vuol dire. Oh, che questa è una brulla, una brulla. Una brulla. Una brulla. Ma questo non è una brulla, questo non mi più di adero su questo.
adesso non me ne sa mamma. Si chiama Michela. 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 Ridonna, dai. Manca la città per la ricordare quello tu. La città la ricordare questa. Ma, e tu è nata? Ah no, non da no. Come è tenuta? Va, e tu è nata, Isa? Non si ricorda il suo nome, non si deve ricordare. Cazzo, tu una volta sei su papà e meglio che tu sei per questa storia. Mi sto venendo un cane. No, dai, si chiama Jonathan. E andiamo noi, dove non c'è. Vabbè. Ha passato stanotte con questa picciocchetta che veniva del Roma, che sanno un sacco da Roma. E veniva a cantare in amica e sono pari a coprire. Sì, però così. Manuela, o i tastò Cardinelli. E Sara ci torna, tu. Quando Sara stava a Roma, e vedi questa scusa da cantare un'amica, da un'altra Michela. Ma pensando solo in naga questo peppietto di avere un figlio da Jonathan. E ne vuole tu, non? Che bella sono zia! Sono il Gesù. A razze pregungiaretta che si dà suetta appiccica, no? Vieni. Mamma, come ti fai qui a vestire? Con sa pregungia che si dà tutta a pizza, su come ti vuoi vestire per donne? Pregungia. E te sa pregungia? Ma lui ha sempre detto di criticare a tutti, dell'animale, del suo e del sacro, e poi alla fine sagata non vuoi più già il l'hai fatto, lui ti pare tutto normale, ti pare. Vabbè, e se ne... Cosa vuoi da trascorso? Jonathan ha fatto nuda. Nuda? A me mi pare che una cosa c'è da fare, dai, colpa e banda. Sta sì, è stata va sotto, però ha scatto matta, e via la capire. E tanti qui sotto gestiscono la palla del domo. A Roma si andava a prendere questa da matta, non era la Qua, voi che viene in vita per cambiare qualcuna cosa. E in cui si deve questa regione. Poi da Sudano non esti lui e nasce. Sudano lo esti. No, figlio nostro si fa una sorpresa a bella. E tu ti dai che è Sudano. Ma sempre una cosa diventa il nonno. E poi sei diventato una attenzione. E io sono zia. Mamma, ma dobbiamo andare a dirla a Jonathan. Certo, ma andate su una razza, Jonathan. Sì. Ma lui ci chiede in te di anni. Aspetta, Certo che mandate su una ma razza. punta se tu sempre si uscirà. Una cosa che non... Aspetta che è stupidino, cazzo. Ascolta, vabbè, ma quando ti alzare tocca, Andiamo, ma perché magari fa mamma. seduta? La borsa. Jonathan.